confermo che si tratta di una scelta che arriva da un lungo e sofferto periodo di riflessione che per tutta una serie di ragioni che sono state ben indicate e motivate in primis a chi di dovere nella giornata di ieri, hanno insomma determinato questa scelta che è sostanzialmente volta a non indebolire la mia attività politica, perché voglio dire, noi siamo eletti per fare gli interessi dei cittadini. Quindi tempo e energie devono essere a questo dedicate, non certo a continuare magari a perdere tempo, appunto energie in situazioni che non lo meritano. Ringrazio il presidente Massimiliano Fedriga, l'assessore Zilli, il capogruppo Antonio Caligaris per le parole che hanno voluto destinarmi e confermo che la mia azione sarà ancora più determinata, appunto, sempre nella linea che ho sempre mantenuto. Resta nel centrodestra, sottolineato, ma anche il giornalista gli ha chiesto quale sarà il suo percorso, perché il suo nome è stato accostato al movimento di Vannacci. Beh, viene accostato, come ho anche riferito, insomma, da quell'episodio in cui sono cambiate le insegne della sede di Latisana a insomma, varie forze politiche. Allora, intanto adesso c'è questo step importantissimo